Lo volete fare un limoncello fatto in casa in solo 2 giorni? Con la ricetta del mio papà? Già, pigliate carta e penna, venite a presa a me. Adesso facciamo la prima parte. Allora, il primo passaggio è un barattolo di vetro lavato, asciugato e sterilizzato. Poi 1 chilo di limoni biologici oppure limoni non trattati, li fate una bella lavata e vi assicurate che siano state tolte tutte le impurità dalle buccette e iniziate a tagliare la buccetta del limone sottile sottile, facendo attenzione di non prendere, diciamo, quella parte bianca, perché quella, la parte bianca, è la parte, diciamo, amarostica e non va messa dentro. Una volta che avete tagliato tutte le buccette di limone e le avete messe nel barattolo, inserite mezzo litro di alcol puro a 95 gradi. Ecco qua. Assicuratevi che tutte le buccette siano coperte dall'alcol. Ecco qua. Voi direte in solo 2 giorni, che diciamo i tempi di macerazione ne sono 30. L'alcol assorbe gli oli essenziali del limone nei primi 2 giorni e quindi papà mi diceva che tutto il resto non serviva a niente. E ne abbiamo bevuto di limoncello ed era squisito. Adesso che abbiamo completata tutta l'operazione, andiamo a chiudere il barattolo, assicurandoci che sia ben chiuso. Una cosa fondamentale, lo dovete rivestire con della carta stagnola perché deve stare al buio, così per 2 giorni. Mi raccomando, in un luogo fresco e asciutto. Con i limoni avanzati faccio una bella premuta, formo dei piccoli cubetti, li metto nel freezer e li tengo sempre pronti all'uso. Non butto niente. Ci vediamo tra 2 giorni con 600 grammi di zucchero e 1 litro d'acqua, così completeremo il nostro limoncello. Sono passati 2 giorni e il tempo di macerazione delle buccette di limone per me è finito. Quindi adesso andiamo a fare il nostro limoncello. Venite a presa a me. Fate intiepidire 1 litro d'acqua e aggiungete 600 grammi di zucchero e lo fate sciogliere. Adesso andiamo a scartare il nostro barattolo. Ecco qua. Madonna mia. Mamma mia che profumo. Lo andiamo a filtrare con un colino. Ecco qua. Lasciate un po' così sotto sopra in modo che tutte le bucce rilasciano tutto l'alcol che hanno incorporato. Appena l'acqua si è raffreddata con lo zucchero, unite l'alcol che avete ottenuto con le buccette di limone. Guardate qua, guarda, è oro colato. Ecco qua. E ci facete un bel misca Francesca. Così. Guardate questo colore, c'è rimasta qualche buccetta dentro, ma non fa niente. Io nella bottiglia ho lasciato qualche buccetta di limone, procuratevi chi le canu parlo muto. Ecco qua, e siamo pronti. Aspettate solo un secondo che vi faccio vedere un'altra cosa. Prendete sempre il colino, così. Ecco qua. Guardate qua, o solo in Napoli. Ecco qua, il nostro limoncello è pronto. Ci ho messo il tappo sopra. Lo potete bere anche subito, però se lo lasciate riposare in frigorifero 24 ore è ancora meglio. E mo buona salute a tutti quanti.